Va ora in onda Il Punto Politico. Ma se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone oppresse e amare quelle che opprimono. Malcolm X. C'è una Radio Padania, che io capita qualche volta di ascoltarla, ed è veramente una paura ascoltarla, c'è una rabbia, un odio che è totale, e non si può nemmeno pensare a fare spallucce, pensare che questo odio, siccome è irrazionale, occorre in qualche modo dimenticarlo. Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un beneamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera. Meno 12. Mancano 12 giorni a quella che potrebbe essere una data molto infausta per il settore trasporti merci, trasporto merci in Italia, perché questo governo ha deciso che il 1° ottobre verranno meno le agevolazioni per l'accise sul gasolio. Pensate, le agevolazioni per gli Euro 3. Pensate che questo provvedimento, solo in Veneto, metterà in difficoltà 183.000 veicoli, camion, pullman, autobus, eccetera. Sto leggendo i numeri perché a memoria non me li ricordo, ma sono importanti. 8 milioni di euro usciranno dalle tasche di queste di solito sono piccole imprese, per finire nelle casse dello Stato. Il problema è che ci sono 6.000 imprese, stiamo parlando solo del Veneto, e 15.000 addetti che verranno messi in difficoltà. Bisogna ricordare che in Italia l'accise sul gasolio è del 28% superiore alla media europea, quella sulle CO2, sempre relativamente ai trasporti merci, del 54,3% più alta rispetto alle medie internazionali. E pensate che la Polonia, che sul fronte trasporti è il principale competitor nell'Unione Europea dell'Italia, ha un differenziale di tassazione di meno. L'Italia è più 81% per il CO2 e più 84% per il gasolio di tassazione. E negli ultimi 5 anni l'Italia ha perso su questo settore 5,6 punti di quota, e questa è una difficoltà che speriamo venga scongiurata. Noi ascolteremo Michele Varotti, che è presidente di Confartigianato Trasporti del Veneto. Poi avremo un doppia terza pagina. Lunedì esce nelle librerie l'ultimo saggio, ma potete anche trovarlo online, l'ultimo libro saggio di mi permetto di dire, un amico di Radio Padania, per la grande disponibilità, partecipazione che ha, Lorenzo Del Boca, La Breccia di Portapia, 20 settembre 1870, edizioni Il Mulino, ve lo dico subito, 232 pagine, 15,2 euro, lo trovate anche online, credo sia anche disponibile anche in versione ebook. Allora, intanto un numero, in 4.500 comuni su 8.000 in totale in Italia c'è almeno una via 20 settembre, e ricorda appunto la Breccia di Portapia, quando Cadorna entrò a Roma e Roma divenne la capitale del novenne Regno d'Italia, perché qui siamo nel 1870, quindi 150 anni. Il Regno d'Italia nacque nel 1861, quindi dopo 9 anni. Allora, alcuni estratti di questo libro li scopriremo insieme a Lorenzo Del Boca, ve li posso anticipare. Una curiosità: com'è possibile che solo dopo 9 anni Roma diventi capitale d'Italia? Perché l'Italia Unita viene fatta, diciamo,
sulla spinta anche, no? Con un forte aiuto delle guerre di indipendenza da parte di Napoleone III, con l'Europa, sapete, la massoneria, gli inglesi, l'Austria, eccetera, insomma sono storie che non sto a rimasticare, ma Roma era un tabù. Perché? Perché l'Europa, in particolare Napoleone III, avevano, come dire, dei debiti di forte riconoscenza col mondo cattolico e comunque non volevano inimicarsi il Vaticano, perché è sempre comunque un potere scomodo. Se non che nel 1870 si scatena la guerra franco-prussiana. Quindi i mazziniani, insomma, i patrioti riescono un po' a approfittare della situazione. Inizialmente è un momento apicale della prosopopea italica questo, infatti appunto tutti ricordano tutti hanno una via 20 settembre, e c'è da dire che comunque per dare un po' di dramma, segno che non ve n'era abbastanza, il 21 settembre alcuni soldati delle truppe di Cadorna si fecero fotografare distesi per terra come fossero morti, no? Anche se ho letto i morti ci sono stati, ma diciamo la drammaturgia di, come spesso succede d'altra parte, la parte drammatica di questo momento non corrisponde alla prosopopea che o all'epica, se preferite, che di solito la retorica assegna a giorni come questi. Sta di fatto che a un certo punto tra i liberatori e i liberati cominciò, come dire, a correre cattivo sangue. Cioè i romani a un certo punto non ne potevano più di questi sabaudi. Lo stesso Del Boca appunto riporta una poesia vernacolare di Luigi Zanazzo, provo a farlo, amici romani, perdonatemi se la pronuncia è quello che è. Questi per fatte annamo fanno anduma, per di che famo dicono fuma, per di vadio dicono cerea, e sottaiani sti cianfruioni. Insomma, avete capito che non erano molto amati e quindi cominciò a crearsi qualche insofferenza. Non solo, il fatto di diventare capitale d'Italia comporta una esigenza abitativa molto maggiore per la città di Roma, e guarda caso è lì che scoppia la speculazione su larga scala. Tra l'altro speculazione alla quale partecipò anche il comandante delle truppe pontificie, l'aveva messo lì Pio IX riparando a Napoli, tal Monsignor Francesco Saverio de Merode. Era anche uno che sembrava che ci credesse, se non che aveva comprato dei terreni in modo preveggente per 4 baiocchi, li ha venduti a caro prezzo, ci ha fatto il conquibus. E a un certo punto però questa bolla speculativa esplode, il comune di Roma va in bancarotta e manda nelle peste 22.000 disoccupati. Quindi diciamo che Virginia Raggi viene da lontano, purtroppo, per i romani e per tutti noi. Infine, con Francesco Borgonovo, speciale terza pagina, non accusatemi cioè, in pratica non c'è nessun conflitto di interessi, voi sapete la mia passione per i fumetti, però il personaggio del quale parleremo, ha scritto anche ieri un bell'articolo Francesco sulla Verità, è un personaggio che ormai appartiene all'immaginario collettivo. DC Comics, stiamo parlando di Bruce Wayne, stiamo parlando del Cavaliere Oscuro, stiamo parlando dell'Uomo Pipistrello, stiamo parlando di Batman, perché domani è la giornata mondiale di Batman, così ha voluto la DC Comics, e in tutto il mondo ci sono celebrazioni di vario tipo. È un personaggio che è entrato nel collettivo, il cinema, il successo al cinema, eccetera eccetera eccetera. E quindi, come è assolutamente connesso al suo stile di indagine, sto parlando di Francesco Borgonovo, Francesco legge anche quelli che sono gli aspetti politici, non proprio, ma sociali di questo personaggio, per cui è un personaggio che non è scaduto, come è successo ai supereroi Marvel, nel
politicamente corretto, è un personaggio marmoreo. Anzi, Francesco Borgonovo ci dice che secondo il filosofo russo, secondo un filosofo russo che lui spesso cita, Batman potrebbe addirittura essere definito un soggetto radicale. Radicale in questo caso è chi trascende e si trascende da sé. Quindi, tradotto con parole mie, un soggetto bastante a se stesso. Quindi Batman offre solo certezze. Batman è l'eroe che risolve i problemi, mentre dalla parte Marvel, fin dall'inizio, no, Spider-Man, l'Uomo Ragno, supereroi con super problemi. La DC Comics era quella che aveva gli eroi granitici, Superman e Batman, la Marvel invece quelli problematici. Grande successo negli anni 70 degli eroi problematici. Gli anni 70 furono anche un po' oscuri per Batman. Superman addirittura è uscito dalle pubblicazioni, è uscito un po' dai radar. Poi nell'87 la rivisitazione straordinaria di Frank Miller, che crea il Cavaliere Oscuro e quindi offre a Batman nuove chiavi di lettura, più moderne, più dinamiche, molto più vicine alla realtà. E poi c'è soprattutto la crescita di quello che è un anti-ego. Io mi sono permesso di definirlo anti-ego più che alter ego malvagio di Batman, vale a dire il Joker. Adesso non rammento il nome degli autori, sono anglosassoni, magari meno memoria per i nomi anglosassoni, ma Killing Joke è un fumetto che è andato oltre il fumetto, è una graphic novel che però viene ormai citata anche da chi magari non abitualmente segue il fumetto, che dice che racconta molto di quello che è la psicologia, in questo caso dei due personaggi. Perché dei due li dobbiamo mettere assieme? Perché noi, a differenza degli eroi Marvel, ma anche guardando in casa nostra di un Dylan Dog per esempio, noi di Batman non sappiamo mai veramente cosa pensi, noi non sappiamo mai veramente cosa provi. La genialità di chi ha elaborato, perché Bob Kane creò il Joker, ma poi è stato elaborato successivamente questo personaggio, è che probabilmente noi pensiamo attraverso il Joker di intuire i pensieri di Batman in chiave ovviamente asimmetrica e opposta, perché da Batman non capiamo, non abbiamo idea di cosa pensa, non ci proviene nessun segnale. Questo, come capite, dal punto di vista narrativo rende ancora più affascinante e appassionante, tant'è che il cinema se n'è impossessato con grandissimo successo. Il ruolo del Joker ha già garantito due Oscar in due momenti differenti a due attori diversi, uno dei quali purtroppo è anche morto. E allora andiamo a parlare di questo, perché l'aggancio con la politica è che magari qualcuno ha cercato di far passare Batman come un destrorso, un fascistoide. In realtà non è quello assolutamente il piano di lettura, sicuramente non quello che ci offre Francesco Borgonovo. Allora, la lunga presentazione del punto politico di oggi è terminata, apriamo le telefonate, tra poco sentiremo Massimiliano Capitanio per il Qui Parlamento, grazie a Giulio Cesare Carnelli naturalmente, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e benvenuti a tutti voi naturalmente, un grazie per aver scelto RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL campa oltre centenni. Meditate gente, meditate. Giulio Cesare Carnelli ed io in simultanea con voi alle 14.50, separati da 89 metri sopra il livello del mare, 25 gradi centigradi la temperatura interna sopra lo zero, 28.4 quella esterna, 47% l'umidità, 1018.0 millibar la pressione. E un abbraccio, un saluto forte alla signora Carmela e alla signora Clotilde che ci ascoltano dal televisore, il 740 il canale, il 740, e anche chi naturalmente ci ascolta attraverso smartphone e iPhone, grazie a applicazioni dedicate a iOS e Android, grazie a chi ci ascolta anche attraverso internet oppure cullato dall'algido suono digitale della Radio DAB. E me ne ero dimenticato,
Grazie anche a chi ci ascolta. Alexa, accendi RPL Radio. Il tutto nel 32° giorno di Frutti d'Oro, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, 262esimo giorno dell'anno. Ne mancano 103 alla fine. Per tutti è un venerdì 18 di settembre, anno domini 2020. Una prima telefonata. Pronto? Pronto, ciao Pierluigi, buona giornata. Ciao. Ciao. Senti Pierluigi, questa è una rubrica controcorrente, no? Praticamente io ti chiederei, non so se è possibile al direttore Cainarca come palinsesto, fare una specie ogni giorno, una strisciolina, la storia alternativa, cioè la storia che non ti raccontano, va bene? Che però è quella veritiera, cioè la storia controcorrente. E tu c'hai il dottor Del Boca, molto bravo tra l'altro, complimenti per l'acquisto, va bene? Dovresti gentilmente invitare a una trasmissione, c'è presente il giornalista Pierangelo Maurizio che è della Verità? Sì. Ecco, Pierangelo Maurizio fu al centro di un caso clamoroso, vabbè, alla metà degli anni 90, perché lui lavorava alla Repubblica e dovevi fare un giuramento di antifascismo alla Repubblica, sai, queste cose un po' sovietiche, e fu cacciato dalla Repubblica, fu un caso su tutti i giornali. Allora, fatti raccontare da Pierangelo Maurizio, per esempio, una pagina nera della Resistenza, va bene? Se lui scrisse un libro, adesso non ricordo praticamente Via Rasella, una cosa del genere, se magari ti puoi mettere in contatto con lui, anche perché la gente magari di RPL queste cose non le sa, della vera storia dell'attentato di Via Rasella, dove stupidamente morirono 33 altoatesini, anche tedeschi, 32 subito. Quello che non dicono, va bene, e poi, piccolo particolare, morì un bambino di appena 13 anni, Pietro Zuccheretti, la cui testa, chissà come è conformata a Via Rasella a Roma, che è in discesa, rotolò per tutta Via Rasella, va bene? Morirono, e un altro civile. Fu una bomba terrificante, fatta anche con i chiodi, da uno che fu medaglia d'oro della Resistenza, il compagno Rosario Bentivegna e la sua madre. Ma la vera motivazione stupida da un punto di vista strategico, militare e politico, calcola che gli americani erano sbarcati nel gennaio del 44 ad Anzio, erano a meno di 50 km da Roma, un tiro di schioppo. L'attentato fu fatto il 24 marzo del 44, va bene Luigi? E gli americani arrivarono appena 2 mesi dopo. Mario, però scusami, sappi che io non ho certezze, non ho nessun punto saldo, per carità, ma per me i nazisti sono sempre quelli cattivi. Per me no, ma non hai capito niente. Sì. Allora, Pierluigi, chiedo scusa per la telefonata. Per me i nazisti sono sempre quelli cattivi, sempre comunque. No, non hai capito, Pierluigi, non hai capito quello che io non sto dicendo che i nazisti sono buoni. Se mi vuoi se ti interessa quello che io ti dico. Prego. Che ci sono delle pagine nere della Resistenza. Ho detto che era stupido un attentato del genere con gli americani a meno di 40 km da Roma, ma il vero motivo lo sai perché ci fu quell'attentato? Ecco perché sto dicendo chiama Pierangelo Maurizio. Non cominciamo subito con questo bianco, questa è una radio libera, Benedetto Figliolo. Sto dicendo fu fatto questo attentato per una stupida faida tra comunisti, tra la sezione del Partito Comunista e quelli di Bandiera Rossa. È chiaro, per una stupida faida tra comunisti furono massacrati in quella maniera così barbara 335 persone alle Fosse Ardeatine. Questo gli hanno sempre rinfacciato, anche Pannella nel dopoguerra. Pannella era un nazista, era un attentato stupido da un punto di vista strategico, politico, militare, fece morire un bambino. Io sto dicendo, per una stupida faida tra comunisti furono massacrati 335 persone. Ecco perché ho detto chiamo Pierangelo Maurizio che ha scritto un libro famoso su questo, è una storia alternativa. Non sto dicendo che i nazisti erano buoni. Sì, però Mario, scusa, sono libero di parlare anch'io. Posso dirti, io intendo, allora, detestando i fascisti e gli antifascisti, io sinceramente mi sottraggo da questo dibattito. Io non vado a tirar fuori storie di 70 anni fa da rinfacciare ai comunisti, non sopporto che gli antifa si inventino un fascismo che non c'è. Io mi sottraggo, non me ne importa, ma personalmente non me ne importa nulla di sapere che è una faida, me ne importa storicamente ovviamente, ma io non la tiro fuori adesso nel 2020.
non mi Ma importa tu più. se parli di Del Boca del 1870 non parli di quella cosa che succede Ma Del Boca, 70 anni fa. ma Del Boca è storia. Quello che vorresti tu invece è in chiave politica, cioè in chiave anticomunista, che a me non Ma interessa l'ha il 70 scritto, anni dopo. no, Pierangelo Maurizio l'ha scritto, un libro molto la vera storia. Sì, ma capisci che il senso di rievocare, secondo me questo, rievocare questo episodio vuol dire cadere nella trappola antifascista. Non mi interessa. Questo. Per me chi parla di questi episodi fa il gioco degli antifascisti, che sono la peggior specie che esista sulla Terra attualmente, secondo me. Io non ci sto. Non mi sono spiegato bene, chiedo scusa per non essermi spiegato bene. Il mio era un intento tutt'altro politico. Io stavo dicendo in generale una storia non scritta. Allora che sia involontario o meno, rievocare un episodio del genere parlando di faida tra comunisti vuol dire fare il gioco degli antifascisti di oggi, a prescindere dalle tue intenzioni, secondo il mio giudizio. Fu un libro scritto, tra l'altro, da Pierangelo Maurizio, un giornalista sottovalutato, ma non fu detto, perché questo gesto di Via Sì, Rasella... ma hai capito quello che... E dopo ti lascio perché dobbiamo mandare qui in Parlamento. Hai capito quello che intendo dirti? Rievocare un episodio del genere, presentandolo come una faida tra comunisti, significa fare il gioco degli antifascisti, e io non intendo farlo. Questo è quello che penso io, e devo salutarti perché dobbiamo partire assolutamente con qui in Parlamento. Qui Parlamento. Non mi risultano iscritti a parlare per Forza Italia, e quindi passiamo al gruppo Lega, dove hanno chiesto di intervenire Capitanio e Morelli. Entrambi hanno 3 minuti e mezzo a disposizione. Prima Massimiliano Capitanio, prego. Sentite? Sentiamo. Grazie. Ma non ti vediamo, Massimiliano. Sì, scusate, ma perché siamo impegnati in campagna elettorale. Scusate cerchiamo di essere comunque estetico. Purtroppo io devo, come sempre, apprezzare l'entusiasmo e l'impegno del Ministro per l'innovazione nel descrivere un futuro che verrà. Però purtroppo oggi abbiamo avuto l'ennesimo elenco di desiderata che ci accompagneranno nel futuro, ma lo stato attuale dell'innovazione e della digitalizzazione del paese l'abbiamo constatato in queste ore. Le scuole si sono aperte e gli studenti avrebbero dovuto seguire. Massimiliano, scusa se interrompo, perdonami, però abbiamo una pessima linea e ti sentiamo poco bene. Se puoi provare ad attivare il video, questo potrebbe aiutare la qualità dell'audio. Proviamo. Così si sente meglio? Mi sembra di sì. Allora, sarò ancora più breve per non recuperando i minuti che vi ho fatto perdere. Allora, dicevo che l'elenco dei desiderata del Ministro sono anche condivisibili, ma purtroppo sono cose che abbiamo già letto sui giornali e che non ci danno alcun tipo di soddisfazione, perché ad esempio sul piano della banda ultralarga c'è stato ripetuto che il piano Open Fiber dovrà essere ultimato entro la fine del 2022, quanto pochi giorni fa il ministro Patuanelli in audizione ci è venuto a raccontare che quelli sono i dati, ma in base al confronto con Infratel c'è quasi la certezza che ben oltre il 2023 verrà garantita la banda ultralarga nel paese. Quindi la prima domanda molto semplice è: abbiamo sentito parlare di banda ultralarga, di rete unica dal ministro Gualtieri, ministro Patuanelli, presidente del Consiglio Conte. Ci può spiegare il ministro per l'innovazione quale ruolo abbia esattamente il suo dicastero nella partita della rete unica e della banda ultralarga? Si parla tanto di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Come e quanti soldi del Recovery Fund verranno utilizzati per la formazione della pubblica amministrazione, quando pochi giorni fa nel decreto semplificazione il suo governo ha bocciato un emendamento sulla digitalizzazione degli atti civili, lo stato di morte, lo stato di nascita
che oggi vengono stampati con stampanti ad aghi su formati medievali A3 in carta, costandoci oltre 30 milioni all'anno. Poi vorremmo sapere, in termini di erogazione dei voucher, abbiamo sentito che il primo lotto, quelli per l'ISE inferiori ai 20.000 euro, dovrebbero essere erogati entro settembre, ma noi vogliamo avere delle date certe su quando la banda ultralarga, per cui sarebbero stanziati 400 milioni di euro, arriverà nelle nostre scuole, quando i cittadini potranno spendere questi voucher e se è intenzione del Ministero rivedere anche le modalità di erogazione di questi stessi voucher, che in questo momento limitano la concorrenza perché obbligano l'utente finale a rivolgersi anche per l'acquisto di hardware agli stessi operatori telefonici. Il piano italiano per il Recovery Fund è pieno di richiami alla digitalizzazione e all'innovazione, ma dove c'è un'innovazione tecnologica ci deve essere anche la prevenzione degli attacchi. Non ti sentiamo più, Massimiliano. Che per la digitalizzazione della pubblica amministrazione dello Stato, quanti e come di questi fondi del Recovery Fund verranno investiti per la cyber sicurezza? Il Ministro, quando parla di rete neutrale, intende che il governo limiterà la presenza di Telecom in una società unica della rete? Grazie. Qui Parlamento. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Applausi per chi? Per gli House Mountains. Essere ricordato la mia proposta musicale, la proposta musicale di RPL e del punto politico. Fatemi segnalare che da mercoledì 23 settembre parte una nuova rubrica, Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo, condotta dal direttore Giulio Cainarca insieme a Carlo Cambi, giornalista della Verità, Panorama, autore televisivo, per raccontare dalle 9.30 alle 10.15 di ogni settimana tutto quello che gli altri tacciono. Gli Scorretti su RPL, mercoledì 23, 9.30 del mattino, praticamente l'alba. Cercherò di mettere la sveglia o di non andrò a dormire per sentirla anch'io, ovviamente. Prima del Segui la Lega c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Hai sentito? Anche Walter Veltrusconi vota no. Allora non siamo soli nell'universo. Gli extraterrestri esistono e sono amichevoli. Forse anche il Walter ha capito che un fratello di Pierpaolo Pasolini, partigiano, fu ucciso dai partigiani comunisti perché non era comunista. E il comunismo è come il nazismo, lo aveva capito Don Giussani e poi è stato confermato il 1 settembre 1939. Hitler invade la Polonia. Stalin è tutto contento. Più polacchi si ammazzano, più lui è felice, preferibilmente polacchi ebrei. E dopo... Però va bene, abbiamo capito. Voglio essere chiaro. Io stesso ho parlato qui a Radio Padania tante volte delle foibe. Ecco, sinceramente, io questo comunque non l'ho mai fatto in chiave anticomunista. Cioè, star qui a raccontarcela quanto sono cattivi i comunisti, secondo me, serve solo a alimentare il sentimento peggiore che ci sia in circolazione. L'ideologia più infame, più vigliacca, gli antifascisti. Chiedo scusa un attimo. I Broncos. Quindi personalmente questo lite da pollaio, i comunisti sono più cattivi dei fascisti, non mi interessa. Cioè, se uno mi dice quanto sono cattivi i comunisti, prima non ha bisogno di dirlo a me, però se lo dice alimenta gli antifascisti. Io nel mio piccolo io voglio togliere, non posso dirlo, io non voglio dare ossigeno agli antifascisti, quindi evito gli anticomunismi. Questo è anche perché la Lega, viva Dio, è oltre. In Broncos mi dicono di smettere perché per Segui la Lega c'è un ospite d'eccezione. Prego, regia. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Io vi dico che ho delle belle sensazioni, perché noi stiamo girando le piazze della Toscana, stamattina Marina di Carrara, poc'anzi il mercato di Viareggio, poi Pisa, poi Firenze, poi stasera Cascina, e noi portiamo nei borghi della Toscana un'idea di futuro. Noi parliamo di problemi reali, di problemi concreti, lavoro, pensioni, tasse, giovani, scuola, datemi una mano a mandare a casa il ministro Azzolina, che è una rovina per la scuola italiana. Mancano insegnanti, mancano bidelli, mancano aule, mancano banchi. Io ricordo quella mamma di Pisa con quella lettera che spero abbia colpito tutti, quella mamma con un bimbo Down di 6 anni che ha raccontato al mondo di come il suo figliolo si preparasse da giorni col grembiule e lo zainetto davanti allo specchio per il suo bellissimo, straordinario primo giorno di scuola. È andato a scuola e l'hanno rimandato a casa perché non c'era l'insegnante di sostegno. L'Azzolina dovrebbe vergognarsi per quella mamma e per quel bambino e per i tanti bimbi senza scuola. E noi come Lega abbiamo fatto le proposte stabilizza gli insegnanti precari,
usa le aule vuote delle scuole paritarie, compra i misuratori di febbre per misurare la febbre ai bimbi a scuola, compra più scuolabus, perché se la scuola non ha la mensa e non ha il tempo pieno e il figliolo invece di uscire alle 4 ti esce a mezzogiorno, l'Azzolina forse non ha capito che dietro i figlioli ci sono mamme e papà che vorrebbero andare a lavorare e non puoi costringere una mamma a scegliere tra suo figlio e il lavoro. Diritto alla scuola, diritto al lavoro e alla pensione. Prima ero a Marina di Carrara, una bella soddisfazione. Un artigiano del marmo che mi ha detto: Matteo, io ho votato per una vita a sinistra, anzi non ero solo un elettore di sinistra, ero anche un dirigente del Partito Democratico della mia città. Sai cosa faccio il 20 settembre? Non voto più a sinistra, e voto la Lega, perché il PD mi ha fregato con la legge Fornero e la Lega mi ha liberato dalla legge Fornero. Punto. Le chiacchiere stanno a zero, perché il lavoro non è di destra o di sinistra, il diritto alla scuola non è di destra o di sinistra. Questa settimana una cosa bellissima in Toscana, nel comune di Piombino, provincia di Livorno, il PD negli anni scorsi aveva preparato un progetto per un'enorme discarica in comune a Piombino. L'anno scorso noi abbiamo detto ai cittadini: se date il voto alla Lega al centro-destra, al posto di quella discarica noi abbiamo il regolatore, mettiamo un parco pubblico, abbiamo vinto le elezioni, questa settimana è stata bloccata la discarica e i cittadini avranno un parco per i bimbi di quella città. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Bene, allora avete sentito, i cittadini pisani hanno trovato Salvini all'uscio. Lasciamo questa finestra aperta anche grazie a Giulio Cesare Carnelli sulla campagna elettorale molto importante. C'è il voto domenica, sembra inutile ricordarvelo, anche lunedì. E andiamo invece a parlare di una data che potrebbe rivelarsi veramente infausta per tantissime imprese. Noi oggi il focus lo abbiamo sul Veneto, però è un appuntamento che speriamo non si realizzi, che potrebbe vedere grosse difficoltà per tantissime aziende. Ve l'ho detto prima, solamente 6.000 imprese, mi sembra, solamente nel Veneto, 15.000 addetti, cioè sto parlando di coloro che godono, si fa per dire, hanno diritto alle agevolazioni sull'accisa del gasolio per gli Euro 3. Scusate. Ecco, il governo ha deciso di toglierle a partire dal 1° ottobre e questo è un grosso problema. Allora, sul fronte Veneto ce ne parla il presidente di Confartigianato Trasporti del Veneto, appunto, vale a dire il presidente Michele Varotto, che saluto e che ringrazio. Benvenuto ai nostri microfoni, presidente. Sì, buongiorno Pellegrini. Allora, Varotto, spieghiamo agli ascoltatori, è un settore molto importante, è un settore che fino a qualche anno fa mi sembrava anche fosse in ascesa, invece ho scoperto, grazie anche al vostro ufficio stampa, purtroppo, che da 5 anni sta perdendo colpi il settore del trasporto merci. È un settore molto tassato, un settore molto penalizzato in Italia, e il 1° ottobre potrebbe essere un momento, voi l'avete detto, potrebbe essere il KO per il nostro settore. Le do la parola per spiegare quindi le vostre posizioni ai nostri ascoltatori. Sì, il trasporto italiano è fatto ancora di piccole e medie imprese, quindi un'impresa del trasporto medio ha 4-5 dipendenti. Il discorso del gasolio è una voce importante del nostro bilancio. Secondo degli accordi fatti in precedenza c'erano state un accordo dove che sull'Euro 3 non ci veniva più rimborsato l'accisa, però dovevano dare i contributi per il cambio dei mezzi, ma il contributo del cambio dei mezzi è stato molto molto lento, molto dato in modo non omogeneo, e quindi dopo il Covid e il lockdown
questo accisa Euro 3 che doveva essere rimborsata si doveva spostare di almeno 6 mesi, un anno. Dal 1 ottobre, in poche parole, un buon 50% delle nostre aziende non avranno più il rimborso delle accise. Allora, questo rimborso delle accise non è un'agevolazione che lo Stato ci dà per darci una mano, era per portarci un gasolio europeo alla media con gli altri stati, quindi con altre ditte che venivano in Italia e tutto il resto, per essere competitivi. Togliendo questa agevolazione toglie per ogni mezzo medio in Italia delle piccole e medie imprese un 5-6 mila euro di agevolazione, quindi su un'azienda media di 4-5 mezzi potrebbe impattare tra i 15 e i 25 mila euro a conforme del tipo di attività. Teniamo conto che il 45-50% dei mezzi in Italia in conto terzi è Euro 3. E volevo capire anche un altro aspetto, inevitabilmente. Come esce il vostro settore, Presidente, dalla crisi Covid? Cioè esce che noi sulla filiera diciamo che una buona parte di trasportatori hanno continuato a lavorare, però hanno lavorato, non dico con grosse difficoltà, non avevamo nessuna attività aperta per potersi fermare, viaggiavamo mezzi a vuoto, però il senso civico, il senso di italianità diciamo, si continuava a lavorare per portare le merci e tutto il resto. Poi passato questo periodo le attività hanno ripreso, ma la mancanza di economica e di liquidità di quei 2 o 3 mesi adesso sta cominciando a impattare sulle aziende, togliendo le altre agevolazioni. Questo polmone economico è importante. E anche perché appunto sul fronte delle tasse, insomma, dell'imposizione fiscale, anche il suo settore, come tutto quello insomma delle partite IVA, delle piccole e medie imprese, è molto penalizzato. 42,9. Esatto, noi abbiamo anche una particolarità che comunque avendo già il 30-35% già paghiamo tasse sul gasolio, abbiamo il discorso degli autisti che impatta un altro 35% sul nostro fatturato, quindi autisti e gasolio paghiamo già una buona parte di tasse, quindi noi già alla fine mese abbiamo già pagato tutto, più poi tutto l'IVA, tutte le altre leggi burocratiche, perché siamo molto normati tra le ore di guida, tra i bolli, le assicurazioni e tutto il resto. È un settore normato per i massimi e la burocrazia ci blocca molto. Ecco, ne approfitto, Presidente, perché mi è capitato in passato di occuparmi qui a Radio Padania del vostro settore. Alcuni anni fa stava sorgendo il problema dei controlli, cioè mentre i trasportatori in Italia sono sottoposti a controlli, mi sembra di ricordare che la preparazione di un autista di camion in Italia prevede delle prestazioni che sono molto vicine a quelle di un pilota di Formula 1, mi sembra di ricordare, mentre dall'estero questi controlli non ci sono e quindi c'era una sorta di competizione, di concorrenza tra virgolette sleale, che stava preoccupando il suo settore. Non ho più avuto modo di aggiornarmi. Diciamo che è già sorpassato questo problema, perché non è stato più fatto da 5 anni nessun controllo, quindi se diciamo che il cabotaggio estero dei trasportatori stranieri stavano arrivando in Italia, ormai ci sono, e quindi il controllo, se guarda i numeri di 5 anni fa, è uguale di adesso. La preparazione degli autisti è uguale per tutta Europa, è che è molto più semplice controllare una ditta italiana o un autista italiano che un autista estero o una ditta estera che ha una lingua, problemi di lingua, e quindi è più difficile andare a recuperare il denaro. Beh, comunque qualche provvedimento è stato preso e torniamo ad hoc in prospettiva 1 ottobre. Torniamo sul gasolio, sulle accise sul gasolio e sul CO2, perché tra i problemi ho visto i numeri, per esempio, che riguardano un paese che su questo settore compete molto con l'Italia, cioè la Polonia, che addirittura un differenziale di tassazione del più 81,4% sul CO2 e più 84,1% sul gasolio. So che anche su questo aspetto la penalizzazione è spaventosa.
Sì, allora, diciamo una cosa, quando c'era l'Euro 1, Euro 2 che le accise non c'erano dato, ci poteva stare il cambio perché è ancora un sistema di motorizzazione a iniezione diretta. Quando è passato all'elettronica anche i scarichi dei mezzi sono proprio diminuiti del 50-60%. Dopo alla fine non è un problema di CO2, di ambiente e tutto il resto, perché se si guarda la filiera, gli ultimi mezzi Euro 6 hanno un impatto ambientale molto basso, perché dopo si nota che è un problema di usura delle gomme, di usura di freni, quello ce l'hanno anche le macchine elettriche a metano e soprattutto il riscaldamento delle case, quindi la storia dell'ambiente per l'accisa è un palliativo per nascondere che hanno bisogno di soldi, questa è una cosa tranquilla e appurata. E la preoccupazione è anche perché mi sembra di aver capito, c'è preoccupazione perché ci sono state insomma delle avvisaglie, si pensa che verrà comunque rimodulate le accise in termini ancora più punitivi. Voi vi aspettate, oltre a essere tolte le agevolazioni il 1 ottobre, nella prossima manovra di bilancio temete che ci sia un inasprirsi di tasse? Sì, infatti si vede benissimo, non hanno detto portiamo le accise portiamo le accise del gasolio come la benzina, non hanno detto il contrario, portiamo le accise della benzina come il gasolio, che c'è una differenza anche minore, questo non l'hanno detto, ma noi trasportatori siamo anche d'accordo ad andare a un tavolo per parlare, ma quando c'è un'uniformità europea sul gasolio e sulle accise siamo pronti a dare il nostro contributo, ma se siamo il paese più tassato al 67%, ci vogliono aumentare, come facciamo a essere competitivi a livello europeo e a livello italiano? Cioè, alla fine non siamo competitivi, torniamo indietro. La Polonia ha aumentato negli ultimi 10 anni il 40% di parco macchine, e da dove sono arrivate questo aumento vuol dire che sono state meno immatricolati in Italia, meno officine, meno personale, quindi aumentare le accise si rischia di perdere tasse e posti di lavoro in Italia, perché si spostano in altri posti dove costa meno. Assolutamente. Quindi diciamo che curiosamente sotto questo aspetto il governo è poco filo europeista. Diciamo che quando conviene alla piccola e media imprese l'Italia diventa poco europea. Il modo più veloce e più semplice sia per il cittadino normale sia per qualsiasi altra attività. Si incide su una cosa che è obbligatorio andare, anche perché parliamo chiaro, i nuovi mezzi green, ibridi, elettrici a metano, siamo una percentuale che parliamo del 3-4%, massimo 5% se sommiamo tutto, l'altro 95% gira ancora benzina e gasolio. Esatto. E ci vuole anni prima di portarci, che poi sono sempre gli studi, quale inquina di più o di meno poi facendo un'economia circolare? E le conseguenze le abbiamo capite, le possiamo immaginare. Voi come vi state muovendo? Che tipo diciamo di opposizione, se il termine può essere corretto, state cercando di offrire in previsione del 1 ottobre? Come vi preparate? Per noi è complicato perché storicamente abbiamo anche una forza molto forte di impatto verso qualsiasi tipo di governo, che sia di destra o di sinistra, non è un problema, ma in questo momento che c'è un governo di emergenza dobbiamo dire sempre sì, non c'è tanta possibilità di ci sono delle trattative, ci stanno dando degli aiuti, non è che sono fermi, ma sono molto lenti nella velocità di quello che ha bisogno il trasportatore, della liquidità che ha bisogno il trasportatore. Ma voi state pensando, di solito, quando succede, la Francia in questo è un esempio, no? Avete la possibilità, mi ricordo proprio dalle mie parti di origine, tra Veneto e Friuli, anni fa, tanti anni fa, una manifestazione con i trasportatori che andavano in Pontebana a Passo d'Uomo, eccetera. Sì. Ecco, voi avete pensate di poter arrivare anche eventualmente a questo? Ho visto il momento no. No, in questo momento no, perché non si può. Parliamo, non si può fare.
però credo che passato il 1 ottobre, che comunque il 1 ottobre è una data che scatta, non è che si può, al momento nessuno ha detto la spostiamo neanche nel pacchetto di semplificazione di agosto che ce lo aspettavamo, e passato un paio di mesi che diverse aziende non hanno liquidità o chiudono o comunque comincia a inasprire un malumore molto pesante. Io direi che basterebbe intanto per cominciare uno spostamento di 6 mesi. Ok, questo è una indicazione che speriamo venga ascoltata e accolta. Allora io direi che per il momento possiamo concludere. Ringrazio il presidente di Confartigianato Trasporti del Veneto, Michele Varotto, e a risentirci presto, magari con buone nuove. Va bene, molto gentile e buona giornata. Andiamo avanti. Allora andiamo a leggere, dare qualche aggiornamento. Linee aperte. Unione Europea, Van der Leyen, su migranti, nuove regole e oneri condivisi. Ma gli sbarchi continuano. Perugia, girava armato, arrestato un gambiano, nascondeva un oggetto contundente. Como l'assassino del prete ritratta il paese dei cacchi, commenta sempre il populista.it. Il Corriere apre con TikTok vietata negli USA dal 20 settembre per salvaguardare la sicurezza nazionale. Referendum, quali costi della politica vengono tagliati e quali no. La sfida toscana dove PD e governo si giocano il futuro. Mascherine, gel e distanza, come andremo ai seggi. C'è anche una videoscheda. Gran Bretagna 10 milioni in lockdown, Londra deserta, Israele chiude tutto per 3 settimane, la mappa dei contagi nel mondo. La dirigente del liceo alla studentessa, niente minigonne, altrimenti ai prof cade l'occhio. Cogne, Taormina vince contro Franzoni, la villetta del delitto ora sarà pignorata, cosa resta di quel luogo disabitato e triste? C'è una telefonata, pronto? 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 Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, per piacere, parlo con Radio Padania? Sì. Allora, si ricordi bene, quella che sta telefonando ha 96 anni e voglio risposta, perché io sono per Silvano, per Matteo Silvano, capito? Sì. Io sono d'accordo con lui, perché se processano a lui, devono chiamare pure a me. Mi sono spiegata bene o no? Assolutamente. Infatti abbiamo... l'ha capito tutto quello che sento dire io. Io sono con Salvini al 100%. E mi perdoni signora, da dove telefona? Io telefono della provincia di Trapani, sono della Sicilia, però io a Salvini ce l'ho nel cuore. Perché difende l'Italia e difende gli italiani. Si potessero preparare tutta la gente che sta comandando. Guarda, io ho detto con tutto, io ho 96 anni, non ne posso chiudere destra che taglia il governo. Mi sto sfogando, mi deve scusare però. No, ma io non ne posso più vedere, sono costretta a non vedere più la televisione quando ci sono questi. Signora, io non tanti, ho qualche anno meno di lei e sono ugualmente stomacato da questa classe di... Sì, cioè, anch'io provo il disgusto quando vedo questo... Io ho telefonato a sta Radio Padania perché c'è sembrato, diciamo, è la televisione di lui, diciamo, va. E quello è giusto quello che ho detto? Assolutamente. Ecco. Penso che oltre... Perché penso che vede la nostra parte, di Silvano e di me. È giusto? Giustissimo. Perché ho telefonato apposta. Bene. Ma l'ho fatto pure, guardi, siccome sono troppo vecchia, avevo bisogno di parlare con una di voi, anche per conforto, perché sono cagionata di darmi male, non posso uscire di casa, non posso, ma sono vecchia ormai, diciamolo la verità, 96 anni, ho un sacco di acciacche che neanche posso buttare cosa ci un bene. A quanto dico telefono, non mi fa piacere a me, ma quando ci sono... Cioè, ci ho provato 1000 volte, è la prima volta che ci sto riuscendo a parlare con voi. Bene. Perché ce ne vedo tutto sto male, ma se vedo allora ce l'ho spero a posto. Allora, siamo d'accordo?
A noi fa veramente piacere, signora, che lei ci ascolti, e siamo veramente molto contenti, anche perché è dalla Sicilia, da Trapani, quindi è ancora più importante. Complimenti, signora. Io purtroppo adesso devo andare, c'è la pausa per la pubblicità. Continua a ascoltarci, continua a telefonare, davvero è una bellissima telefonata questa, la ringrazio di cuore. Mi solleva uno spirito. Allora, glielo dite a Salvini che per un anno io ho vissuto sempre qua al nord, diciamo, ma siccome sono d'origine siciliana e ho tutte le mie parenti qua, sono venuta qua, ma a me non mi piaceva perché ho sposato un poliziotto che era del Veneto. Mio marito era della polizia, picchiamo la divisa io e la giustizia. Però, essendoci qua la figlia, nipote e tutto, che si è sposata con uno di qua e insomma. Però dico, io devo riuscire a parlare magari una volta con questa televisione. Se sono riuscita, vi ringrazio tanto. Grazie signora, veramente. Torni a chiamare di nuovo, signora. La ringraziamo, adesso dobbiamo chiudere. Grazie. Grazie, mi scuso, grazie. Lunedì 21 settembre, dalle ore 15, diretta a Fiume per il dopovoto delle regionali e del referendum. Risultati e interpretazioni per un momento chiave del nostro futuro politico. Solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Sì, da quest'anno, dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Gira la ruota! Ci risiamo, questa volta è il turno della senatrice 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato. Gira la ruota e se vinci ti diverti di più. Però onorevole, ci sono pure tanti suoi colleghi, di quelli che dicono sempre famo e non fanno mai niente. State sempre a litigare, litigano sempre. C'è chi aveva detto molto di peggio dei propri futuri alleati di governo. Vorrei rettificare anche il Corriere della Sera, perché mi hanno detto che ha scritto che mi sono girata verso la parte del Partito Democratico e gli ho detto Sozzoni. Stiamo parlando di una vera ultra, la veracissima vicepresidente del Senato Paola Taverna. Ma immaginate io che mi giro e gli dico Sozzoni? No, rettifichiamo, gli ho detto mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire, glielo dite di tutti i colori. Egger astenuto, Taverna sì. Ma come ha fatto a votare la fiducia a un governo dove ci sono quelli che le chiama mafiosi, schifosi, quelle merde del PD? Tu dicevi, no? Questi mafiosi, schifosi, queste merde che devono morire del PD. Invece ci siamo presi questo onere di fare quello che è meglio per il paese, chiedendo al PD. Meglio per il paese o meglio per voi? Perché se andavate a elezioni mi sa che col cacchio vedete queste poltroncine belle, strette. Come avete fatto l'accordo che i vostri nemici giurati, il PD, i mafiosi, schifosi, merde, devono morire? Mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire. Meno male che non sono morti questi, se no col cacchio che stavate ancora al governo. Fare un accordo con un partito che si definisce fatto dei mafiosi è uno standard alto. Ha fatto amicizia col PD, non sono più né mafiosi né schifosi, non sono più merde, non devono più morire. E hanno la possibilità di dimostrare agli italiani che forse mi sbagliavo a dire quelle cose, perché no? Mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire. Secondo voi il vicepresidente del Senato Taverna alla fine sarà disposto a sostituire quelle parole così dure con una versione molto più seducente? Amici, preziosi, siete delle perle, me fate arrapare, come ve lo devo dire?
non mi appartiene né nella Ma è più dolce e più carino rispetto a quello che ha detto lei al PD. Gli ha detto mafiosi, schifosi, dovete morire. Questo è più carino, no? Voi siete stretti la poltrona, complimenti. Siete diventati anche voi un partito tradizionale da Prima Repubblica. Complimenti, ci avete fatto. Ti posso dire una cosa proprio da piddina, stai sereno, vai. Il cambiamento è diventato definitivo, da che diciamo mafiosi schifosi, ha detto la fase di Renzi. Io la ringrazio infinitamente, onorevole, per la piacevole conversazione. Grazie a lei. E non litigate a Montecitorio. Grandi amici ormai, ce n'è da fare. L'importante è che adesso sono grandi amici. Gira la ruota, la fortuna puoi trovare anche tu. Devo dire che i parlamentari dei 5 Stelle sono essi stessi lo spot migliore per il sì, perché a sentirli ti prende una tale esacerbazione, una tale incazzatura, un tale schifo che andresti a votare sì pur di non vederli più. Il fatto è che se voti sì comunque addirittura rischi di vederti veramente fino al 2023 e quindi io non entro nel merito. So che moltissimi ascoltatori, moltissimi esponenti anche leghisti il segretario Salvini ha dato indicazione per il sì, ma ha dato anche altresì una sorta diciamo di libertà di coscienza nei confronti del referendum. Era un'osservazione così tra me e voi, cioè sentendo i 5 Stelle, io ormai ho il dente avvelenatissimo, non dovrei approfittare del microfono, non li posso più sopportare perché ho litigato con un amico, ex amico, non lo posso più vedere, sentire questo cretino, e quindi quando sento 5 Stelle è come il toro che vede rosso, li incornerei. Pronto? Luigi, Sì. Mimmo. Sì, ciao. Ciao caro. Senti, ma ci spieghi a noi, a tutti quanti, chiamando qualche esperto, perché l'Italia dopo oltre 30 anni è scappata da Malpensa e non ci sarà più dal 1° ottobre? Perché qualcuno lo potrebbe o lo vorrebbe sapere, questa cosa qua. E visto che è costata la Malpensa, lo sfizio di Malpensa è costato a noi italiani oltre 10 miliardi di euro. Ancora oggi c'è gente a cassa integrazione, perché Malpensi è come avere un imprenditore, 2 gioiellerie, uno di fronte all'altro a distanza di 10 metri, l'altro è Linate. E poiché tutti gli industriali hanno rifiutato Malpensa da sempre, in quanto partendo da Roma i tempi sono strettissimi e ti porta a Linate in pieno centro, mentre da Varese devi andare a Milano per poi fare, quindi perché dopo oltre 30 anni l'Italia... a me risultava che Malpensa stesse andando alla grande, il problema è l'Italia. Purtroppo sai male. Il problema è sai male, Mimmo, sei tu male perché è all'Italia che ha succhiato i soldi. No? Cosa stai Sono dicendo? un addetto ai lavori, sì, ma ho lavorato 40 anni in Alitalia. E allora mi confermi che Alitalia ha succhiato i nostri soldi in maniera incredibile. Quando i dipendenti di Alitalia hanno rifiutato di trasferirsi al nord e hanno continuato a succhiare valanghi di soldi, è stata l'Italia il buco terribile. Malpensa magari ce ne fossero di più. Mimmo, devo lasciarti perché non abbiamo altro tempo. Buon lavoro, ciao, grazie a te. Ciao. Allora leggo velocemente: fatturato e ordinativi dell'industria. Dato Istat, a luglio si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali aumenti dell'8,1% in termini congiunturali, proseguendo la dinamica positiva registrata nei 2 mesi precedenti. Nella media degli ultimi 3 mesi l'indice complessivo cresce dell'11,1% rispetto ai 3 mesi precedenti. E poi possiamo partire con la terza pagina.
Il punto politico, terza pagina. E per la terza pagina abbiamo ospite, lo saluto e lo ringrazio, Lorenzo Del Boca. Benvenuto Lorenzo. Grazie, buona giornata. Allora, diciamolo subito, altrimenti poi me ne dimentico. La breccia di Porta Pia, 20 settembre 1870, è l'ultimo saggio scritto da Del Boca, esce nelle librerie lunedì, edizioni... Da lunedì, in libreria. Sì. Aspetta, ma da lunedì 21 settembre o da... No, da lunedì scorso. Ah, scusami. Da 5 giorni in libreria. Ah, scusami, allora avevo capito male. Comunque è già in libreria, meglio ancora, quindi potete approfittare di domani, sabato o anche più tardi per acquistarlo. Edizione Il Mulino, 232 pagine, a me risulta 15 euro. E quindi è un libro del quale però vi diamo adesso un'anticipazione grazie proprio al suo autore. La breccia di Porta Pia, partiamo anche da questo dato, Lorenzo, perché tante volte noi non ci chiediamo ma perché il nome, quella via lì è intitolata a quel nome, perché magari via Garibaldi, via Cavour lo capiamo, ma già per esempio come si chiama la nostra via, Giulio, qua la via di via Bellerio? Via Bellerio, già via Bellerio non lo sappiamo, via 20 settembre ce n'è in 4.500 comuni su 8.000, quindi ce n'è. Magari io per esempio sinceramente, anche per ignoranza mia, non l'associavo alla breccia di Porta Pia, della quale cade il 150enario proprio domenica, quindi domani, sì. 20 settembre 1870, e da lì comincia la storia che tu narri nel tuo saggio. Ma dunque, l'evento è significativo perché con la breccia di Porta Pia, che è comunque un momento simbolico, crolla il potere temporale del Papa e quindi comincia un'altra storia, abbastanza unica perché l'Islam il potere temporale ce l'ha ancora e gli ebrei anche. In questo caso è davvero straordinario e comincia uno Stato che ha una dimensione laica, anche se dal punto di vista militare la breccia di Porta Pia ha significato poca cosa, perché sono state alcune cannonate del generale Cadorna, padre del generale Cadorna della Prima Guerra Mondiale, che ha sfondato praticamente questi Antoni sulle mura che difendevano la città per entrare poi nella capitale. Non è stata una vera e propria battaglia perché non c'era niente da combattere, poco da difendere e niente da attaccare. Lo stesso Papa, che pure voleva dimostrare di subire un sopruso e quindi non voleva dare la città senza che ci fosse un segno di combattimento, voleva dimostrare che gliela rubavano, che gliela portavano via, che subiva un'angheria, aveva dato ordine ai suoi papalini che erano arrivati da tutta Europa in una sorta di crociata per la difesa del Papa, di non rispondere al fuoco e di cedere, di alzare bandiera bianca alle prime avvisaglie. Poi in effetti non è andata proprio così perché questi papalini, insomma, cedere le armi al primo fuoco non ci sono stati, un po' hanno combattuto, per un paio d'ore hanno resistito e ci sono stati alcuni morti, però veramente proprio pochi, al punto tale che l'esercito piemontese italiano, ormai era già diventato italiano, per dimostrare che c'era stato un minimo di battaglia, aveva dovuto far estendere un po' di soldati vivi che facessero però la figura dei morti in modo tale da poter diffondere delle fotografie, le prime che si facevano, i famosi daguerrotipi, in modo tale da far vedere qualche cadavere per terra e dar l'idea insomma di un'azione militare di qualche significato. La cosa straordinaria è che questa data, che ha appunto un'importanza strategica perché inizia una nuova storia, passa assolutamente sotto silenzio. Dopodomani c'è il voto del referendum e 6 o 7 regioni devono rinnovare il loro presidente e ci sono, mi pare, un paio di centinaia di comuni significativi che vanno al voto e qualche altro centinaio di comuni meno significativi perché proprio piccolini che devono eleggere il sindaco.
La domanda che vi faccio io è: ma che cosa c'è da nascondere? Cioè, abbiamo fatto un casino, nel vero senso della parola, nel 2011 per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, che era un'unità fittizia ed era più una festa monarchica che una festa nostra, e poi i 150 anni di Venezia italiana nel 66, che sarebbero stati nel 2016, è passato sotto silenzio, e passa sotto silenzio i 150 anni della conquista di Roma. Ma cioè, non è che lo Stato italiano ha vergogna e non sa come raccontarle queste sue vicende del passato, per cui preferisce ammacchiarle di silenzio piuttosto che fare i conti con la propria storia. Certo. E veniamo anche a quelle che sono le implicazioni internazionali. Le ho già anticipate. C'entra anche il fatto che nel 1870 sia scoppiato il conflitto franco-prussiano. Insomma, l'Europa stava guardando da un'altra parte, e mentre fino a quel momento, mi è passato di capire, l'Europa chiedeva all'Italia di evitare, diciamo, grane con il mondo cattolico, nel 1870 invece, diciamo, i patrioti italiani entrano a Roma 9 anni dopo l'unità del Regno d'Italia. Ma sì, dunque l'Italia è nata sulle ambiguità delle guerre europee, all'ombra di quello che succedeva in Europa, in Savoia, e chi per loro, prima Cavour, poi Rattazzi, la Farini, eccetera, hanno speculato su vicende internazionali che lasciavano loro mano libera. La terza guerra di indipendenza avviene perché la Prussia combatte contro l'Austria, l'Italia si allea con la Prussia facendo dal punto di vista militare che brutta figura, però siccome la Prussia vince, l'Italia ottiene Venezia, il Veneto e un pezzo di Friuli. Alla stessa maniera avviene a Roma. Il vero padrino dell'Unità d'Italia era stato Napoleone III con la Francia, e questo perché aveva una serie di trascorsi carbonari. Napoleone III in gioventù aveva persino rischiato di essere catturato proprio nello Stato Pontificio per una serie di insurrezioni alle quali lui aveva partecipato. Lui era ancora un ragazzotto, non era un dirigente di questi moti carbonari, però ci partecipava con convinzione, lui e il fratello. Il fratello viene ucciso in una di queste rivolte, anche un cugino fa una brutta fine, e lui invece se la cava e viene protetto appunto dai carbonari dello Stato del Papa, che poi lo consegnano ai carbonari di Modena, che poi lo consegnano ai carbonari di Milano e che gli consentono di rientrare in Francia. Quindi lui rimane affezionato a questa idea, come dire, dell'Italia tricolore, dell'autodeterminazione delle nazioni e dei popoli, e quindi cerca di favorire l'Italia in modo massiccio nella seconda guerra di indipendenza, combattendo a Solferino e San Martino dopo un accordo fatto con Cavour, ma poi, come dire, cerca di favorire una specie di padrino dell'Unità d'Italia anche nella terza guerra di indipendenza, quando l'Italia si allea con la Prussia contro l'Austria. È Napoleone III che in qualche modo gestisce questo passaggio. Quando finisce la terza guerra di indipendenza, gli austriaci, che hanno sconfitto gli italiani a Custoza per terra e a Lissa per mare, non vogliono consegnare il Veneto agli italiani, lo consegnano ai francesi, ed è Napoleone III che lo gira poi agli italiani. Però Napoleone III voleva che si tenessero giù le mani dal papato, perché lui nel frattempo era diventato prima presidente della Repubblica francese, poi imperatore, però il suo blocco sociale di riferimento erano i cattolici. E i cattolici potevano tollerare tutto, potevano tollerare i massoni che aiutavano in Savoia piuttosto che gli anticlericali che gli stavano intorno, ma volevano che si tenessero giù le mani dal papato. E Napoleone III, che pure aveva favorito l'Italia, metteva più volte l'Italia in guardia dal fatto che se avesse allungato le mani sul Papa lui sarebbe intervenuto, e sarebbe intervenuto anche ai danni dell'Italia stessa che pure aveva favorito, cosa che ha fatto in diverse circostanze. Nasce la Repubblica Romana nel 1849 e sono le truppe francesi che scacciano Mazzini, Armellini, Saffi e Garibaldi. Ritentano con il Garibaldi che cerca di rifare con lo Stato della Chiesa la cosa che aveva fatto con il Regno delle Due Sicilie. Il Regno delle Due Sicilie era partito nel 1860, tenta la stessa cosa nel 1862 e all'inizio c'è entusiasmo, sembra che si stia ripetendo lo stesso canovaccio. Interviene Napoleone III e dice: io difenderò il papato e lo Stato pontificio, ma comincerò a difenderlo appena passate le Alpi.
cioè comincerò a combattere a Torino, a Modena, a Bologna, a Firenze e poi arriverò fino a Roma, cosa che mette lo Stato italiano nelle condizioni di fermare lui Garibaldi, e lo bloccano sull'Aspromonte, gli sparano, Garibaldi fu ferito a una gamba. Ritentano di nuovo più o meno con lo stesso criterio qualche anno dopo, nel 68, ma ancora i francesi intervengono e c'è la sconfitta di Mentana a difesa per l'appunto dello Stato Pontificio. Però nel 1870 stanno cambiando le condizioni internazionali. La leadership era stata in un primo tempo dell'Austria e la Prussia era lo Stato emergente, era la locomotiva dell'Europa e non poteva tollerare che i paesi di lingua tedesca avessero come riferimento Vienna e non Berlino. E quindi prima attacca l'Austria, appunto nel 1866, e acquisisce la leadership dei paesi di lingua tedesca. E però la Prussia non bastava, dice io voglio la leadership dell'Europa, non soltanto di quelli che parlano come me. E fino allora si trattava di combattere con i francesi, che vengono provocati, i francesi cascano nel tranello, attaccano, i prussiani sono enormemente più preparati e a Sedan Napoleone III viene sconfitto. C'è persino la battuta che dice a Sedan Napoleone ha perdu Sedan, con una inclinazione diversa della E aperta e larga, per dire che a Sedan Napoleone ha perso i denti, perché in effetti ha battuto una musata terrificante. È una delle poche occasioni in cui il comandante di un esercito viene preso prigioniero e Napoleone III deve firmare prima l'armistizio e poi la pace, ma da prigioniero, non da comandante dell'esercito sconfitto. È ovvio che nel 1870 i francesi, in particolare Napoleone III, hanno altro da pensare. Non possono pensare alla difesa di Roma, non possono neanche lasciare una guarnigione, allora a quel punto l'Italia prende Roma, facendo una guerra senza dichiararla e anzi dicendo che andava a fare pace, ma per fare pace deve sparare delle cannonate, ed è per questo che Pio IX, per smascherare come dire, i sotterfugi, le mezze bugie, le ambiguità dell'Italia, dice io non do Roma, me la debbono conquistare, e per fare sì che la conquistino devono cominciare a sparare, devono sparare contro il Papa, devono sparare contro il Papato, cosa che in effetti avviene. E dopo il 20 settembre, Lorenzo, a Roma cominciano, come dire, a crearsi un clima un po' particolare. Tu hai riportato alcuni versi vernacolari del poeta Luigi Zanazzo che riflettono un clima non proprio idilliaco tra i romani e, diciamo, in generale i sabaudi che erano venuti a liberarli, tra virgolette. Ma come facevano ad andare d'accordo due popoli diversi su tutto? Cioè il romano è uno sfaccendato, è un allegrone, è uno che per una battuta si farebbe anche ammazzare. E gli italiani, che erano in realtà per la maggior parte piemontesi, erano squadrati, precisi, se si comincia a quest'ora erano considerati i tedeschi d'Italia. Se si comincia a quest'ora deve essere quest'ora, non magari un minuto prima ma nemmeno un minuto dopo. Avevano tutto un gergo, tutto un riferimento alle gerarchie, anche nel linguaggio. E obiettivamente, siccome allora si parlava soprattutto il dialetto di Cagliari, non si capivano nemmeno. Credo che quel sonetto a cui tu ti riferisci è quando il poeta dice questi per di annamo dicono nduma, per di famo dicono fumo, ma che sono italiani sti cianfruioni. Dice, non ci si capisce nemmeno. Però a parte l'aspetto caratteriale è veramente la virgolette conquista della città che crea problemi, perché quando arrivano 12.000 cavalleggeri, 8.000 funzionari, 4.000 portaborse, certo loro devono mandarli a dormire. Allora la prima cosa che stabiliscono è che il municipio di Roma deve mettere a disposizione, mi pare, 40.000 alloggi, altrimenti, dice, verranno espropriati, e l'esproprio degli alloggi che verranno messi a disposizione dello Stato porteranno alla coabitazione delle persone che verranno espropriate. Come spesso capita in Italia, sono grida manzoniane, cioè si pensa alla requisizione di 40.000 alloggi che fisicamente non c'erano, e quindi era una cosa alla quale non si poteva dare corso. E qui appunto allora parte una mega speculazione edilizia che coinvolge tutti quanti i brasseur d'affaires del tempo, finanzieri e speculatori, per costruire milioni di metri quadrati di abitazioni
Ora, questa bolla speculativa va avanti per una dozzina d'anni e poi all'inizio degli anni '80 la bolla speculativa si spegne e non c'è più la possibilità di fare altre case, non c'è più possibilità di vendere e quindi tutti quelli che volevano speculare ci hanno guadagnato in passato, hanno ritirato i soldi e hanno guadagnato. Quelli che sono arrivati da pervenire all'ultimo momento non avevano più la possibilità di andare avanti, né la possibilità di terminare i lavori né di realizzare i guadagni. Saltano per aria 3 banche e tutta questa marea di persone che erano andate a Roma per lavorare, che per qualche anno avevano lavorato guadagnando poco, però insomma riuscendo a sfamarsi con la famiglia, si trovano a dover vivere di accattonaggio. Ecco, chiariamo Del Boca che stiamo parlando di 140 anni fa, no? Perché qualcuno potrebbe pensare che stiamo parlando di oggi. Invece... Sì, no, ma sempre si ripete la storia. Se uno la storia non la studia e non impara dalla storia maestra di vita, è condannato a ripetere gli errori della storia e vedere nella storia le cose di oggi senza rendersi conto che avrebbe potuto evitarle. Infatti tu dici, se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che tante cose che non funzionano nell'Italia anche di oggi si vedevano, si potevano già presagire da come erano cominciate le cose. Assolutamente. Assolutamente, perché la storia cioè non fa salti, la mentalità della gente, il carattere delle persone, quella è, e se tu li lasci a briglie sciolte sono portati a fare le stesse cose, naturalmente con il tempo che passa amplificate dalla modernità e quindi con risultati negativi amplificati e maggiorati. E l'unica maniera è in effetti quella di studiare, vedere dove sono gli errori e capire che così non si può fare, che bisogna fare un'altra cosa. Facendo un'altra cosa non necessariamente si fanno le cose giuste, si può sempre sbagliare, però non si ripete l'errore di prima, perché almeno quello lo si evita. Siamo arrivati alla fine. Allora io ringrazio Lorenzo Del Boca, tra l'altro si parlava di questo libro già qualche settimana fa su Panorama, ma da lunedì scorso lo potete trovare nelle librerie. La Breccia di Porta Pia, 20 settembre 1870, il Mulino Editore. Scusa, il titolo è La guerra per Roma. Ah, scusa, ho riportato, si vede che ho riportato male. Scusa, no, io avevo... il titolo è La guerra per Roma, la Breccia di Porta Pia, ma il titolo è La guerra per Roma. Chiedo scusa. Perché comincia appunto dal 48, quando comincia la Repubblica Romana, fino alla presa di Porta Pia, fino al 70. Lorenzo, ti chiedo scusa, ma diciamo che ho riportato io, colpa mia, ho riportato dei dati incompleti. Avevo scaricato da internet, ma si vede che qualcosa mi ha dato storto. E comunque allora hai fatto bene a correggere. Comunque quel che conta, Lorenzo Del Boca lo trovate in libreria, lo avete appena ascoltato qui ai nostri microfoni e quindi potete leggere la ricostruzione, che mi pare di capire, possiamo dire questo, no? Tante cose si capiscono di oggi se leggiamo il tuo libro, tante cose capiremo appunto di quello che sta succedendo in Italia, credo. Assolutamente, sì. Sì, perché tante volte sembra di vedere in filigrana personaggi che allora avevano un nome, adesso avrebbero un altro nome, ma si comportano allo stesso modo. No, ma situazioni che allora avevano una dimensione, adesso un'altra dimensione, ma che oggettivamente hanno lo stesso perimetro. Ma vedi, Lorenzo, io per carità non sono critico, ma quando tu scrivi, non parli della bancarotta del Comune di Roma, io mi ricordo, mi ha fatto venire in mente alcuni articoli che ho letto, che leggevo l'anno scorso, quando ancora si poteva parlare male di Virginia Raggi prima che i 5 Stelle governassero con la sinistra, e si paventava un disastro di questo tipo, e ritrovare nel tuo libro una cronaca di 150 anni fa così identica a oggi credo che sia particolarmente significativo, e quindi è un motivo in più per leggerlo. Grazie Lorenzo e a risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata. Lunedì 21 settembre, dalle ore 15, diretta a Fiume per il dopovoto delle regionali e del referendum. Risultati e interpretazioni per un momento chiave del nostro futuro politico. Solo su RPL, la tua radio.
Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni in anticipo. Francesco Borgonovo lo sentiremo dopo le 16:15, poi tra qualche minuto anche vi faremo sentire uno scoop di Antonino Danna di Radio Padania e di Antonino, grande. Però intanto apriamo quest'ultima parte del punto politico con i genetriaci del 32° giorno di Frutti d'Oro, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, il 262° giorno dell'anno, ne mancano 103 alla fine. Per tutti, venerdì 18 di settembre, anno di grazia 2020, anno domini più che di grazia. Greta Luisa Gustafsson, la divina Greta Garbo. Poi abbiamo calendario della rivoluzione francese, oggi è la festa del genio, grazie. Vittorio Foa, il guru della sinistra. Poi però lui non era un antifascista, anzi. Rossano Brazzi, un divo italiano a Hollywood. Jack Warden, l'attore, 2 nomination, 0 Oscar. Il maestro mi sembra sia chiamato, o comunque un maestro del fumetto mondiale, il grande Joe Kubert. E poi credo che sia Joe Kubert, per gli appassionati di fumetto non ci metto molto, poi perché tanto parleremo di Batman. Credo sia Ugo Pratt raccontasse che la genialità di Kubert era nel saper trovare chiunque disegni, chiunque abbia la pratica, la passione eccetera del disegno può capirmi, si sogna la sintesi, si sogna di sintetizzare in un solo segno tutto il concetto, tutto quello che vogliamo esprimere con quel disegno. E racconta Ugo Pratt che la genialità di Kubert stava nel fatto che lui indicava un determinato disegno, se tu le guardi bene, quelle lì sono macchie e basta, no? Sono semplici macchie di inchiostro. Eppure, se le vedi, ti sembrano bisonti. Era un fumetto western. Enrico Maria Salerno aveva il papà siciliano e la mamma jugoslava, violinista, grandissimo attore, ce lo ricordiamo anche in Brancaleone, un grande. Lui era innamorato di Veronica Lario, l'aveva fatta esordire lui a teatro. Poi a lei a un certo punto le cade il reggiseno, a teatro recitava coi seni nudi e a Silvio si alzò l'attenzione e se ne innamorò. Sono fatti così. Franco Franchi, Franco Benenato, il grande di Franco e Ciccio, meravigliosi. Michael Gubitosi, in arte Robert Blake, Baretta. Poi Frankie Avallone, Frankie Avalon. Poi l'anima grande e la voce straordinaria di Gabriella Ferri, che ci manca. Poi Wolfgang Schöbel, presidente dei Crucconi. John McAfee, l'antivirus esattamente. Vince Tempera, musicista.
Darwin Pastorin, giornalista sportivo, James Gandolfini dei Sopranos, tanto lui era di origine parmigiana, John Fasciano, Fasci, Peo Pericoli, ve lo ricordate, la personcina, poi Marco Masini che fu quasi diciamo spacciato dalle superstizioni, no? Perché dicevano portava sfortuna, poi invece per fortuna hanno perso le superstizioni, con Mia Martini non è andata così. I superstiziosi, lasciamo perdere, meglio che non dica nulla. 7 tour, tutti falsi, tutti da doppato per Lance Armstrong. E poi la Lega Felsinea rappresentata da Lucia Borgonzoni. A lei gli auguri di un ottimo genetriaco, del miglior genetriaco possibile. E non c'è una, è vero, non c'è una sigla di chiusura per i genetriaci, bisogna che la pensiamo prima o poi. Allora, prima del quanto dura il, allora 6 più 6 12, faccio in tempo a leggere questo è un sondaggio, è uno studio, anzi non è un sondaggio internazionale, Pew Research Center, che registra la popolarità dei capi di Stato nei vari paesi, dal Giappone, Australia, Ghana. Noi guardiamo l'Italia per il momento. Allora, mi dispiace per voi, ma Trump non lo può vedere nessuno. Lo detestano tutti. Dei capi di Stato esteri, infatti, è il più odiato. Tant'è che il suo gradimento si ferma al 16%. La più gradita è proprio lei, Angelona Merkel. Voi mi direte, ma è truccato, è un sondaggio di sinistra. Non saprei perché Putin in Italia ha un gradimento molto alto, 37%, come in nessun altro paese preso in considerazione. E va detto che il 50% della Merkel è il gradimento più basso in tutti questi paesi. Giappone, Australia, Canada, Gran Bretagna, Olanda, Sud Corea, Spagna, Svezia, Francia, Danimarca, Germania e Belgio. Curiosamente non c'è l'avvocato del popolo. Giuseppe non c'è. Poi andiamo avanti. Macron, ecco perché vi dico che non ha l'aria di essere uno studio indirizzato. Macron, che doveva essere insomma il capo dell'Ulivo mondiale, in Italia va maluccio, 35%, quindi Putin, con tutto il male che ne dicono, è al 37%, Johnson al 20% e poi Xi al 24%, superiore a Johnson. Questo è un po' l'indicazione. Lo scoop, allora, il 2 settembre scorso 18 marittimi siciliani sono stati arrestati dal governo libico del generale Haftar, e adesso sentirete appunto Antonino Danna che ne parla, credo con Lorenzo Viviani, parla di quello che sta succedendo. Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Siete sulle magiche onde di RPL. Io sono Antonino Danna, al microfono anche questo venerdì 18 settembre 2020. Il 2 settembre scorso, subito dopo la visita del ministro degli esteri Di Maio a Tripoli, la marina militare libica, fedele al generale Haftar, ha sequestrato e condotto nel porto di Bengasi, Libia, 2 pescherecci. Sono l'Antartide e il Medinea di Mazara del Vallo, 16 uomini a bordo. Poi ci sono l'Anna Madre e il Natalino, che sono riusciti a scappare, ma il primo ufficiale e il comandante sono stati bloccati e condotti in Cirenaica.
Secondo il primato nazionale, Antartide e Medinea stavano pescando in una zona di mare ricca di gamberi rossi a 35 miglia dalla costa libica. Bengasi però sostiene che dal 2005 quella è ZEE, zona economica esclusiva, quindi il confine è 74 miglia dalla costa. Mentre vi parlo, questi 18 pescatori sono ancora in mano al governo di Haftar e andranno a processo a Tobruk in questi giorni. Auguriamo ai nostri marittimi di tornare a casa e soprattutto diamo voce all'armatore del Medinea, Marco Marrone, che è qui in linea con noi. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Senta, che cosa sta succedendo ai suoi uomini? Ci può dare qualche aggiornamento? Sì, qualche aggiornamento. Sono 18 giorni che sono fermi a Bengasi, si trovano nelle carceri. Abbiamo ricevuto l'altro ieri per la prima volta dopo 16 giorni una telefonata da parte del comandante della Medinea, Pietro, che ci rassicurava che stavano bene, però implorava aiuto in una maniera incredibile di fare il massimo, fare l'impossibile affinché possano essere liberati al più presto, perché proprio come cito le sue parole, ha detto siamo esauriti. Certo, immagino che lei non ci possa dare dei dettagli su come vengano detenuti, anche perché al momento questo creerebbe, immagino, dei problemi a livello internazionale. Il processo... No, guardi, se mi posso permettere, sinceramente noi crediamo, per come anche ha detto Pietro, il comandante, che comunque stanno bene, sono trattati bene, hanno detto che non ci manca niente. Non credo che la Libia in questo momento li stia trattando male, perché comunque di questo credo ne siamo un po' tutti certi, però giustamente averli là e sentirli così disperati, perché comunque sono sempre dei carcerati, diciamo, ingiustamente poi alla fine, quindi sentirli così ci rattrista molto e ci fa disperare ancora di più a noi, alle famiglie, agli armatori, a tutti. Certo, più o meno si sa una data del processo a Tobruk? Ma guardi, noi di questo processo a Tobruk lo sto apprendendo in questi giorni da ieri sera a stamattina dalle notizie, dai giornali, perché noi di conferme ufficiali sinceramente non ne abbiamo ancora avuto da parte della Farnesina. Certo, capisco. Senta, lei, il microfono è suo. Se vuole rivolgere un appello al nostro Ministro degli Esteri e al nostro Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, ha tutto lo spazio che meglio ritiene. Sì, guarda, il nostro appello è sempre lo stesso. Noi, avendo avuto anche dei colloqui con il Ministro Di Maio, che ci ha promesso che porterà a casa sani e salvi 18 italiani sequestrati lì insieme ai 2 pescherecci, noi ci appelliamo chiedendo al Ministro Di Maio che faccia più velocemente possibile, perché la situazione è disperata sia per loro che per noi. E se potessimo avere anche delle risposte da parte del nostro Premier Conte, che sinceramente ci dispiace il fatto che non ci abbia dato anche tramite media nessuna risposta, nemmeno lui. Signor Marrone, senta, per quel poco che può valere, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi e con tutti i nostri uomini laggiù in Libia, e speriamo di rivederli presto. Quindi si abbia veramente tutta la nostra stima e tutto il nostro affetto nei confronti di questi uomini che, se mi permette, potendo usare per un attimo il comune dialetto siculo, sono piscatura, e i piscatura ogni giorno vanno a lavorare in queste acque per cercare di portare pane a casa. Quindi prima di tutto sono padri di famiglia che si guadagnano onestamente da vivere. Prima questo, poi dopo tutte le implicazioni tecnico-legali del caso. Grazie della sua testimonianza. Grazie a voi anche di quello che avete detto e quello che fate per noi tutti qua. Ci mancherebbe. Quando vuole, il numero lo sa, noi siamo a disposizione. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei.
Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. E salutiamo Francesco Borgonovo. Ciao Pierluigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, domani è il 19 di settembre, per noi qui a Radio Padania è anche il compleanno di Umberto Bossi, poi c'è un ascoltatore molto affezionato, Lorenzo 19.9, che salutiamo, ma è soprattutto, se posso dirlo, in questo caso, il giorno di Batman, il cavaliere oscuro, Bruce Wayne, l'uomo pipistrello. Ne hai parlato anche ieri sulle pagine della Verità. Cosa significa? Come guardare questo evento, Borgonovo? Allora, intanto è ovviamente un evento commerciale, nel senso che la DC Comics, che è la casa che pubblica i fumetti di Batman e realizza i film, ha indetto questo Batman Day, no? Che si fa tutti gli anni appunto e che ricorre domani, e per l'occasione ci sono eventi, albi speciali, tutta una serie di cose insomma in vendita, e però è anche un momento per celebrare una figura molto interessante secondo me. Intanto Batman è l'unico supereroe che negli ultimi anni non si è venduto al politicamente corretto, alle minoranze, agli immigrati come simbolo, no? Come la celebrazione della diversità, come stile di vita, che è un po' appunto la cosa del politicamente corretto che abbiamo visto fare l'Uomo Ragno, gli X-Men e tutti gli altri. Abbiamo visto i vari cambiamenti, Thor che diventa donna e quant'altro. Batman è sempre rimasto lui, no? E infatti spesso è stato accusato di essere uno di destra, no? Un vigilante, uno che si fa giustizia da solo, uno che fa riferimento a un immaginario destrorso. Però secondo me la grandezza di questa figura e del motivo per cui ancora attrae così tanto è perché Batman in fondo è proprio il cavaliere, no? Cioè quello che con l'elmo e il mantello si prende cura dei più deboli, si vota una cosa quasi ascetica, no? Si vota alla difesa della sua città, rispondendo proprio a degli ideali che erano quelli della cavalleria medievale. Ecco, infatti possiamo dire in questo, Francesco, che Bruce Wayne è il cavaliere, cioè ha l'idea chiara di cosa sia il bene e il male, e possiamo dire che non a caso il suo più grande nemico sia il Joker, cioè il caos, il Joker che gli è asimmetrico e opposto, e anche, quindi non è un nemico che nasce per caso. No, infatti sono l'ordine contro il caos, no? L'ordine anche verticale, in qualche maniera aristocratico, perché Batman è un aristocratico, però è un aristocratico che ha il senso della protezione dei più deboli, non è come le elite di oggi che se ne fregano, è uno che si mette al servizio di quelli che occupano il posto sotto di lui, quindi questa è una figura di elite ma ammirevole. E mentre Joker è la follia totale, no? Il sovvertimento del mondo, come nel carnevale, cioè il mondo alla rovescia, il matto, e c'è lo scontro, che è quello che va sempre, no? Che regola il mondo, farà l'ordine e il caos. Batman rappresenta l'ordine e oggi invece trionfa il caos, come ci ha fatto vedere il film di Joker dell'anno scorso. Ecco, prima di lasciarti gli impegni, Borgonovo, hai anche citato il filosofo che tu avevi anche inserito nel tuo libro La malattia del mondo, Alexander Dugin, e dici lui avrebbe probabilmente definito, Dugin, perdonami se la pronuncia non sarà corretta, l'avrebbe definito soggetto radicale Batman. Esattamente, perché è l'individuo che ha la capacità di andare oltre se stesso, di superare non i limiti del creato, della natura, ma i propri, no? Quello di ascendere a un livello superiore, e lo fa sacrificandosi con tanta fatica, con tanto allenamento, anche con un percorso quasi religioso, perché a un certo punto Batman si fa addestrare da questa setta delle ombre, no? L'abbiamo visto nei film di Christopher Nolan, e quindi in qualche modo non è esattamente un superuomo, appunto, non è Superman, è un uomo che sale a un livello superiore, e questo significa un grande sforzo, un grande potere, ma appunto anche un senso di
lealtà verso la sua città, verso la sua terra, verso quelli che stanno sotto di lui. Infatti tu citi la battuta di un film, qual è il tuo superpotere? I soldi. E questo è anche questo in qualche misura che lo rende così longevo. 1939 fu creato da Bob Kane, e anche questo non essere un alieno, no? Come capita con i supereroi, soprattutto quelli della Marvel. Sì, è una persona fondamentalmente, uno non normale, perché è uno molto ricco, è uno delle elite, a cui capita anche una cosa terribile, nel senso che perde i genitori, però riesce a diventare Batman appunto attraverso questo percorso quasi di iniziazione, come i cavalieri, no? Perde tutto, fa una fatica incredibile, si vota la sua causa e poi viene fuori come un eroe. E questo che ci parla anche oggi, in qualche maniera può esserci l'ispirazione, secondo me. Allora, chiudiamo perché avete capito, Francesco, abbiamo strappato dagli impegni. Allora, con Francesco Borgonovo ci sentiremo non per lo speciale terza pagina, ma per l'attualità, per il voto lunedì. E quindi intanto ti ringrazio, buona domenica e a risentirci a lunedì per parlare del voto referendum regionali. Grazie a tutti e buona domenica. Bene, andiamo... Tu coi fumetti come stai? Hai mai letto Batman? Ah, l'hai letto? Più che fumettologo sai che sono cinefilo, sì. Quindi ho visto ovviamente Il Cavaliere Oscuro e a me era piaciuto anche quello con Jack Nicholson nella parte del Joker. Sì. E c'era anche la colonna sonora di Prince. Infatti volevo portare, non ho fatto in tempo, volevo portare il disco proprio della colonna sonora. Quello di Tim Burton che fu un film notevole, ebbe un grande successo, cadeva appunto nel cinquantenale della nascita di Batman. Era ancora vivo, credo, Bob Kane, che incassò anche lì un sacco di soldi. In realtà fu un po' un piccolo imbroglio, no? Perché Batman aveva avuto nel 1987, grazie alla rilettura di Frank Miller, Il Cavaliere Oscuro, un ritorno di fiamma pazzesco, no? Dopo che aveva avuto un grosso successo negli anni 60 con una serie televisiva che è stata vista anche in Italia più volte. Negli anni 70 entrò un po' in crisi il personaggio e grazie a Frank Miller però ebbe un rilancio mostruoso. Ma il Batman di Tim Burton è quello degli anni 60 grosso modo, non quello di Frank Miller, non è il Cavaliere Oscuro. È il Batman di Frank Miller lo ritroviamo 20 anni dopo con i primi, la trilogia di Nolan o Colan, come si chiama il regista? Nolan. Ecco, la trilogia con l'attore gallese che si chiama esattamente come il calciatore gallese, Bale, notevole anche l'interpretazione. Però ciò non toglie che fosse un film davvero comunque memorabile per la colonna sonora, per l'interpretazione sbalorditiva di Jack Nicholson, per un sacco per molte trovate. Io ricordo di aver visto in anteprima, ero in quegli anni, ero magazziniere Renault, non l'ho mai detto neanche una volta, autoricambi, e mi ricordo che ero andato per la mia azienda, insomma, alla fiera di Pordenone e mi trovai proprio davanti, assistetti allo sbarco dell'auto di Batman, perché faceva la Batmobile. Tra le esibizioni previste in questa kermesse, la fiera campionaria di Pordenone, che a quel tempo era una delle più importanti nel Triveneto, avevano, e mi ricordo che rimasi molto stupito quando l'accesero, perché il rumore era davvero era molto di più di quello che poi si sentiva nel film. Vabbè, piccole memorie. Allora, vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte delle notizie. Dunque, sì, lì resta negli USA vietato scaricare TikTok dal 20 settembre e l'intesa con Oracle, la app cinese dove le parole non servono. Willy, le foto su Facebook inchiodano i bianchi, la GDF chiede il sequestro dei beni. Poi Apple Watch Series 6, legame sempre più stretto tra corpo e tecnologia, la versione SE punta al boom, trovate su Repubblica. E poi pignorato la villetta dell'omicidio di Cogna e Taormina batte Franzoni in tribunale.
Poi anche tu come me appassionato di tennis, Giulio, quindi internazionali d'Italia, Berrettini vince il derby con Travaglia e passa ai quarti, mentre Sinner è stato il sudtirolese, è stato ragazzino che si sembra ormai destinato ai grandi prosceni del tennis internazionale, è stato invece eliminato da Dimitrov. E poi cosa ci fa? Michel Onfray sul venerdì. E lui è all'opposto. Istruzioni per l'uso delle idee. Vuoi vedere che vinciamo noi sovranisti e quelli del venerdì di Repubblica, che non sono micchi, che non sono scemi, hanno capito da che parte stare, vengono su. Beh, il trasformismo l'hanno inventato in Italia, insomma, e Eugenio Scalfari forse è il più italiano, è uno dei più italiani che si siano mai visti nella storia. Facciamo così. L'ultima notizia dell'ANSA e poi chiudiamo. Protesta per le minigonne. Azzolina chiede chiarimenti al liceo romano Socrate. Unione Europea, Sanofi, accordo 300 milioni di dosi di vaccino anti-Covid e poi il divieto di TikTok da domenica negli Stati Uniti. Allora, ve l'abbiamo già detto, c'è anche il richiamo lunedì dopo le 15, tutta RPL lì a sentire, a seguire per voi, con voi, insieme a voi, con ospiti, l'esito del voto. Ci sono le regionali, ma c'è anche il referendum, quindi un voto particolarmente significativo, inutile che ve lo dica io, e quindi ancora più interessante da seguire insieme. Adesso c'è il Marciano Pinti, è là che incombe. Ringrazio Giulio Cesare Carnelli sulla telda di comando in regia tecnica, ringrazio voi naturalmente per aver scelto RPL, il punto politico. Buoni fix, cen a tutti.